che anche dopo aver raggiunto la vetta non si sono accontentati e curiosi di nuove esperienze sono andati avanti. Non si è mai accontentata, è Antonella Ruggero. Mi ricorda qualche cosa, eh? Un grande Sanremo, una grande canzone. Antonella Ruggero. Antonella, io e tanti altri abbiamo seguito questo tuo percorso molto ricco nel mondo della musica. Sei partita con la canzone, poi sei passata un po' alla lirica, al canto religioso, all'opera moderna. La musica è meravigliosa tutta. Ecco, lo fai per questo, perché sì, perché amo proprio spaziare nei vari mondi sonori e da questi prendere tutte le emozioni possibili. Perché non esiste una musica, ci sono tante musiche. Sì, esiste la musica bella e la musica brutta. Poi... Ecco, tu hai portato adesso questo strumento strano, inconsueto, insomma, come vuoi chiamarlo? È uno strumento unico nel suo genere, perché non ha neanche un nome, è uno strumento che io uso così a percussione. È una specie di arpa, è una specie di arpa, ma non è un'arpa. E a te serve per fare, ecco, adesso ascolterete come esempio solo una musica stranissima, diversa dalla solita, però molto suadente, molto rilassante, insomma, ti porta tranquillità e serenità. Me lo auguro. Molti dicono che sia stato Pitagora addirittura a inventare questo tipo di strumento. Sì, molti dicono che sia stato lui e questo è stato appunto realizzato da una persona che su disegni molto antichi si è Sentiamo questa divertito. musica, questo strumento e questo accompagnamento. Prego. Molto interessante, molto interessante.